Che cosa significa per te vino? Per me il vino significa la mia famiglia, diciamo, la storia della mia famiglia, perché io e Marta, diciamo, rappresentiamo la quarta generazione di questa famiglia che fa vino dal 1927, tornata alle proprie origini, quindi tutti in Puglia con l'acquisto di vecchi vigneti che negli anni, diciamo, avevamo perso. Per cui abbiamo ristrutturato l'azienda in questi ultimi anni e riportato, diciamo, il cuore della produzione in Puglia, per l'esattezza, diciamo, a Tuglie, dove è rimasto appunto il corpo storico dell'azienda, proprio nel centro del paese, perché anticamente nei primi del Novecento il vino partiva nelle famose botti ferrate attraverso la ferrovia, i binari della ferrovia, raggiungeva tutta l'Italia fin nel nord. I vigneti invece sono vicino Lecce, per l'esattezza a Campi. Sono 20 ettari con le varietà tipiche da cui fin dall'inizio abbiamo investito, per cui il Primitivo, il Negramaro, il Fiano e l'Aleatico, che è un altro vitigno, diciamo, autoctono della Puglia. E il futuro? Io, diciamo, sono entrata in azienda nel 2003-2004, 10 anni fa, e ho visto un periodo molto significativo per la Puglia, perché ho assistito a una graduale rinascita di quella che era la Puglia enologica per eccellenza, per cui, diciamo, io parlo della nostra area, che è il Salento. Ho visto in questi 10 anni appunto una rinascita, un investimento sempre maggiore in quello che è la ricerca, la tecnologia per quanto riguarda la vinificazione, per cui una crescita sempre maggiore di qualità e quindi di identità del nostro territorio. Questa è una cosa che vedo tuttora ancora sempre più forte e vedo sempre in crescita e sempre in sviluppo. Il futuro della Puglia, secondo me, appunto in questo momento è sia il mercato italiano, dove probabilmente negli ultimi anni avevamo perso un po' di terreno, ma soprattutto i mercati esteri, dove c'è tantissima richiesta dei nostri vini, perché comunque per la tipicità dei nostri vini incontrano molto i palati, per esempio, dei paesi del nord Europa, per cui i nostri sono vini molto apprezzati all'estero, su cui chiaramente dobbiamo puntare sempre di più.